Appuntamento con la storia per due compagini che dopo una lunga stagione cercano l'allungo decisivo per coronare un sogno chiamato Serie A. Dalla Tenso Struttura di Caprarica di Lecce, un buon pomeriggio da parte di Gianluca Valente, pronto a raccontarvi la gara di ritorno della finale playoff di Serie B femminile tra Levante Caprarica e Infinity Academy Futsal. Ancora palla recuperata, Pomposelli! Si divora, un tiro libero in movimento. Oselame di prima intenzione, palla centrale, non ci sono compagne, c'è Valente invece che prova a servire Pomposelli, ci riesce Pomposelli e poi il tentativo di Viscaino, altra grande occasione per l'Infinity. Pallone difficile da raggiungere, ancora lancio di Oselame, palla che termina sul palo e Shana mette ordine, conquista una rimessa laterale, altro pericolo da lancio di Oselame, questa volta ci mette una pezza Jessica e Shana. Riberete in avanti per Privitera, prova di prima intenzione, splendida la risposta di De Sanctis, altra deviazione respinta da Plevano, riparte Amanda, sbaglia tutto con l'esterno, ripartenza Pomposelli, ancora Pomposelli, chiusa da Plevano, il tentativo, la palla lambisce il palo, termina fuori. Viscaino lotta con De Brito, Santi, ancora De Brito, prova ad accentrarsi, De Brito! Caterine De Brito sblocca il risultato, Infinity avanti 1-0 a Caprarica. Si sblocca il risultato a Caprarica di Lecce con l'Infinity avanti 1-0. De Marco! Strepitosa la risposta in calcio d'angolo di De Sanctis. De Marco, il tentativo traversa e poi la palla termina fuori. Pressione da parte di Viscaino, De Marco per Mangafas. Triangolazione che va a buon fine. De Marco! Giussi De Marco fa esplodere la tensostruttura di Caprarica di Lecce. E 1-1 Levante. Pomposelli. Tentativo che lambisce l'incrocio dei pali. Pallone in campo. De Sanctis con le mani per Viscaino. Intercetta Riberete, la tiene in campo. Grande giocata di Riberete che supera due avversari. Riberete, palla in mezzo per Amanda. 2-1 Levante Caprarica, Amanda in gol, ma che giocata di Patti Ribeirete. Amanda la battuta, all'indietro per Ribeirete, centralmente De Marco, lo scarico per Amanda, palla ad un soffio al lato. Turetta, Pomposelli. Tentativo che termina in rete, d'improvviso Pomposelli dal nulla per il 2-2. De Marco in qualche modo la mette giù con l'esterno, triangolazione con Mangafas, Giussi De Marco sul primo palo, beffa De Sanctis, rimette la freccia in Levante Caprarica, avanti 3-2. Amanda supera Pomposelli, Amanda, splendida rete di Amanda nell'angolino più lontano, non può nulla De Sanctis e 4-2 Levante Caprarica. Carollo centralmente, riparte Privitera, Privitera, palo esterno di Privitera. Oselame con la punta in avanti a cercare e trovare Privitera, lo scarico ottimo per Amanda, apertura per Plevano, di prima intenzione sterzata, Amanda attraversa e la palla termina in rete e gol di Amanda, tripletta personale per lei e 5-2 Levante Caprarica nel tripudio della tensostruttura. Tripletta di Amanda che sale a quota 16 gol stagionali tra campionato e playoff. De Brito accorcia subito con il power play e 5-3 Infinity. Pomposelli ancora dalle parti di Anna Valente, Viscaino l'imbucata, Pampo chiude, ammonizione per Pampo e calcio di rigore per l'Infinity. Fischio dell'arbitro, Viscaino per il 5-4. Viscaino, bella apertura per Valente, poi il tap-in da parte di Caterine De Brito, tutto in parità, 5-5. Amanda alla puntata, d'improvviso, ancora Amanda, quaterna per lei, partita infinita,
nuovo vantaggio Levante Caprarica, 6-5. Pallone a campanile, Mangafas in qualche maniera calcia verso la porta, ma per Pomposelli un gioco da ragazzi, recuperare il pallone, servire già De Brito, una metacampo avversaria. Sul secondo palo Esciana, vicinissima al 6-6. Comunque vada, una sfida incredibile, Valente, palla per Turetta, tap-in di Turetta, 6-6, partita che non smette di regalare emozioni. De Brito, Esciana si aggiusta, il tentativo respinto, ancora De Brito, il tap-in di Caterine De Brito, 6-7, Infinity. Esciana, Pomposelli, Valente per De Brito, c'ha spazio, clamorosamente al lato. Pomposelli mette in gioco il pallone, ma è finita, è finita. Il Levante Caprarica scrive una pagina storica, conquistando la promozione in Serie A femminile.